La presentazione del libro di Paolo Berizzi, Nazi Italia, che si terrà questa sera proprio alle nostre spalle, nella Sala Lucchi, a pochi passi ve lo mostriamo, dallo stadio, dalla curva sud, sarebbe solo una provocazione secondo Casa Pound, secondo Forza Nuova, ma anche secondo il consigliere comunale Andrea Bacciga. È una provocazione bella e buona, è una provocazione per il posto che è stato scelto, visto che il giornalista che fa la presentazione di questo libro ha fatto degli articoli poco rispettosi nei confronti dei tifosi veronesi e fatalità viene scelto la Sala Lucchi che è di fronte allo stadio. Ricordo che la presentazione del libro Nazi Italia c'è già stata alla Feltrinelli l'anno scorso alla presenza più o meno di una trentina di persone, non è accaduto nulla e non gliene è fregato nemmeno a nessuno di questa cosa. È chiaro che da parte sua c'è stata una provocazione in cui si è andato anche troppo in là, a mio parere. Lei ha fatto anche una raccolta, una petizione su internet, giusto per spostare la sede. Esattamente, come è stato riportato erroneamente dallo stesso Berizzi, ma anche da alcuni quotidiani, io non ho chiesto che venga censurato Berizzi o il suo libro, di cui poco mi importa, ma chiedevo che venisse spostata la sala. Perché? Perché vedete anche voi cosa è accaduto. È accaduto che subito i centri sociali hanno detto che ci saranno e quindi si è creato una sorta di effetto domino, per cui nel quartiere Stadio stasera ci saranno le forze dell'ordine che saranno chiamate a fare il proprio dovere, il proprio mestiere, quando si poteva, a mio parere, risolverla in maniera diversa. Ovviamente mi auguro che andrà tutto per il meglio. Lei comunque parteciperà questa sera. Certamente sarò presente nell'auspicio, nell'augurio che sarò accolto in maniera tranquilla e pacifica dai democratici della sinistra.